Amici bellini, bentornati, perché, bentornato a me, nel senso che voi non siete mai andati da nessuna parte, ma io sono stato un po' busy, e quando sei un po' busy, che ti perdi, non puoi stare tutta la giornata davanti al computer a controllare le news, il mio consiglio è di scaricare OneFootball in modo tale che le ultime news non le perdete. Voi seguite una squadra in particolare, il Napoli, e sapete le ultime, sapete che per esempio lo Spartak Mosca vuole comprare gli usai, sapete che la partita è rimandata alle 18 invece che a mezzogiorno. Cominciamo! Allora ragazzi, allora, facciamo un attimino il punto della situazione, perché questo è un po' pre-partita di Napoli-Genoa. Ho sentito che tra l'altro le 1000 persone allo stadio saranno possibili anche per il Napoli, ma non sono biglietti a pagamento, sono inviti. Di solito sai, gli sponsor o gente di riguardo, insomma, brutta roba, perché ma allo stadio non sono manco tifosi, è gente che insomma sbadiglia, non partecipa, è peggio. Cioè, lasciateli, secondo me, lasciateli vuoti. Almeno le persone che stanno all'interno sono più. Ma al di là di questo, noi dobbiamo tenere uno sguardo a Genoa. Perché? Perché il Genoa comincia col botto. Ok, 4-1 col Crotone è un inizio interessante. Tu vedi Pandev, tu vedi addirittura Destro che torna a segnare, che è una cosa straordinaria visto la carriera che il giocatore ha fatto ultimamente. Poi c'è Zappacosta, poi il famoso Piazza, che piazza e dispiace, che alla Juve non fa, però usano il Genoa come Juventus B tra loro e l'Atalanta, insomma. Atalanta che tra l'altro ne fa 4 e comunque ne subisce 2. L'amico Elpidio mi mandava la cosa che io non stavo seguendo, perché ragazzi ho suonato ieri. Safamaron, guardate, e la cosa bella, voi vedete il palco bello, tutto così, ma il pubblico erano macchine. Erano macchine, mi segue su Instagram, lo sa, perché ho lanciato una storia. Erano macchine, cioè il pubblico, alcuni stavano fuori dalla macchina, ma molti stavano dentro la macchina col clacson, cioè è stata un'esperienza unica in vita mia, e bisogna stare attenti, e capisco. Ma la cosa bella è che avevano il concerto in FM, in radio, con un trasmettitore, il concerto pulito digitale in radio via FM, quindi praticamente sentivano bene anche dentro, chiusi in macchina, una roba spettacolare. Vabbè, questa è una parentesi. Dobbiamo parlare del Genoa perché? Perché il Genoa ci può sembrare, che mo piace, tutti questi giocatori, Pandev 4-1, eccetera, eccetera, ma no, ricordiamoci anche che l'allenatore è Maran. L'allenatore è quel Maran che in Napoli-Cagliari o Cagliari-Napoli, non mi ricordo più, tutti i 95 minuti chiusi indietro, perché il 3-5-2 diventa 5-3-2 fisso, e secondo me diventa pure 5-3-1-1 con Pandev più dietro, poi dipende chi giocherà a fianco a lui, ma sarà una difesa estenuante. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire direttamente col 4-2-3-1? Non credo, a meno che, e questa è la mia idea, probabilmente tu metti Osimhen dentro. Attenzione, voi li sentite i rumori? Io prima o poi spacco tutto veramente, che non riesco a fare un video senza i rumori di sottofondo. La musica? Niente, non ce la faccio. Osimhen si dice, con l'accento sulla I. Osimhen, l'ha detto il fratello, lo saprà il fratello. Osimhen, ricordiamoci questo Osimhen. Tu metti Osimhen dentro e poi crei una formazione che è capace di muoversi tra il 3-2-4-2-3-1 e il 4-3-3 senza problemi, in modo tale che tu puoi avere un equilibrio iniziale di studio per capire la formazione avversaria, perché è una squadra, insomma, che sta ancora in rodaggio. Il 4-1 con Crotone non ci basta per capire che tipo di squadra sarà. Allora tu in rodaggio c'hai questo 4-3-3 che conosci bene e ti dà equilibrio, e poi ti muovi a seconda, se devi premere di più, se devi fare più gioco sulle fasce. L'importante è avere Osimhen al centro dell'attacco, poi a destra ci puoi mettere un Mertens, ci puoi mettere un Politano, quello che vuoi, in modo tale che quando poi vuoi passare, anche un Lozano, anche quando vuoi passare al 4-2-3-1, i tre centrocampisti, che voglio immaginare siano Fabian, Zielinski e Lobotka questa volta, vedete? Questi tre centrocampisti, poi uno si può spostare più sopra, un Zielinski o un Fabian può diventare
il largo a destra, e chi era largo a destra, Mertens, Lozano o Politano, si possono spostare sotto punta, o anche Zielinski sotto punta, o magari Elmas. Mi piacerebbe tanto vedere Elmas dal primo minuto, che poi finisce sotto punta. È ottimo, è straordinario questo. Gli unici che non si devono muovere per me sono Insigne perfetto a sinistra e Osimhen centrale davanti. Gli unici che non si devono muovere. Dopodiché mettici anche Petagna dietro di lui, mettici veramente la Younes, un as, quello che vuoi, basta che il mostro sia in campo e dia la possibilità a chi gli sta intorno di essere pericoloso. Mertens primo candidato, ovviamente. Dopodiché dobbiamo ancora capire se giocherà Meret o Ospina, sarà una lotteria per tutto l'anno. E la questione del terzino sinistro, credo che Mario Rui c'ha il posto, però capiamo se Thuram sta bene oppure no. Poi di Koulibaly non voglio proprio parlare, non voglio sapere di offerte all'ultimo minuto, veramente non ne voglio sapere niente. Se arrivasse Vesino o chi per lui, per il centrocampo, va bene, non va bene, non mi interessa, basta il calciomercato, basta. L'importante è che troviamo una soluzione per distruggere le squadre piccole che ci hanno veramente affranto e afflitto l'anno scorso, perché non si poteva fare così. Il Pullman, prendono mazza, poi indovinano un contropiede. Non si può fare, speriamo che andiamo molto meglio sotto questo punto di vista. E poi lo teniamo uno sguardo alle avversarie, perché in questo momento, e mi faccio aiutare dall'app, ovviamente mi faccio aiutare dall'app, in questo momento cosa sta succedendo? In questo momento abbiamo la Lazio in vantaggio sul Cagliari e non ci sorprende più di tanto, sta giocando Godin, questa è la mia curiosità. No, non è ancora entrato era in panchina. E vabbè, la Lazio ci sta, insomma, la diretta, gol della Lazio, Immobile ovviamente, e Lazzari, quindi poi non capirei il fatto di Callejon alla Lazio, veramente non capirei, e non capisco nemmeno chi sta chiedendo ma perché non ce lo pigliamo noi. Basta, prima di tutto esterni siamo strapieni, poi un altro anno di uno che abbia dato tutto con noi, non ha più niente da dare. Ragazzi, svecchiamo la situazione, per favore, basta. E poi Sampdoria-Benevento 2-2 sta succedendo, quindi questa Sampdoria veramente rischia di prendere il posto del Genoa nelle probabili retrocedenti, se non si danno una mossa, perché hanno pigliato 2 gol Benevento in casa, e quindi è interessante vedere anche questa cosa qua. Ve lo lascio breve, domani dobbiamo fare assolutamente la reazione e il commento post partita, c'ho un po' da fare, quindi veramente ragazzi riempitemi di like, perché sono momenti della mia vita molto complicati, tra la musica che cerca di tornare, però non sempre così, sto cercando un nuovo appartamento, zitti, non dite niente a nessuno, e quindi veramente il vostro supporto mi serve fino alla fine, e vi ringrazio per non farmelo mancare mai. Supporto che io estendo, e questa è una piccola parentesi in chiusura. L'amico Elpidio mi mandò questo link di questo ragazzino senza braccia in Africa, Gil, che scrive coi piedi, poverino, purtroppo, ma è tifoso del Napoli, con la maglietta del Napoli. Finalmente siamo arrivati, io ho fatto la mia piccola donazione, perché voi donate a me, e mi sembrava il minimo di ridare a chi è meno fortunato di me, assolutamente, ma è proprio veramente il minimo da fare. È arrivato a Koulibaly e a Ghulam, in quanto africani, che hanno mandato il messaggio, e lui è rimasto contentissimo. Insomma, veramente, se vi interessa la situazione fatemelo sapere nei commenti e vi lascio più dettagli al riguardo. A finire che mi commuovo. Merci Koulibaly, merci Ghulam, et merci pour les vidéos. Je suis très content pour voir votre vidéo, et pensez toujours à moi, n'oubliez pas à moi. Forza Napoli, ciao! Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere la vostra su questo inizio di campionato che ci sta dando delle novità, eh? Il Benevento ha vinto! Di Suarez non si parla più, basta. Punto, caso chiuso. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi, e se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn,
Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo, non mi ricordo.